can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. The whole pitch appears to be to sell, market, sell, and market. My pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. It was a business, and you had to get as many prescriptions as you needed, and you did it however you could. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. Almost every single one of them had financial relationships with the pharmaceutical companies. I was told, back off. You will not expand this investigation into the drug companies. Psychmeds didn't help me at all. They made matters 10 times worse for me. I began to experience suicidal thoughts. Didn't have the desire to live. One day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Non si nega che problemi psicologici ed emozionali, persino una grave angoscia, possano influire praticamente su chiunque. Ma vuol dire che siamo tutti matti? Che cosa causa l'angoscia psicologica? Secondo gli psichiatri di un tempo si trattava di uno squilibrio degli umori, curabile solo salassando i pazienti con bisturi e sanguisughe. Altri psichiatri, credendo che i disturbi mentali venissero generati da organi quali le tonsille, lo stomaco e la milza, li asportavano. Anche i successivi tentativi di alterare la funzione cerebrale fecero un buco nell'acqua. Ora, stando agli psichiatri, si pone rimedio ad un comportamento sgradito equilibrando le proprietà chimiche cerebrali con una pillola. Ma questa volta l'hanno azzeccata. They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. Nonostante questa assenza di prove, gli psichiatri vi diranno che gli psicofarmaci sono proprio come i farmaci convenzionali. Ma può essere vero? La risposta è che, a differenza di un farmaco quale l'insulina, che rimedia ad uno squilibrio tangibile e comprovato nell'organismo, gli psicofarmaci non hanno una normalità fisica misurabile o visibile da correggere. Ecco la prova di un'infezione batterica. Ecco il disturbo psichiatrico deficit d'attenzione iperattività. Ecco una frattura al braccio. Ecco un disturbo depressivo maggiore. Questo è un tumore cerebrale. E questo è un disturbo bipolare. Il che solleva l'interrogativo: come si fa a medicare qualcosa che non esiste fisicamente? La risposta è: non si può. E per lo più, dato che gli psicofarmaci vengono appositamente ideati per oltrepassare le difese naturali dell'organismo fino al cervello, possono sfasare i delicatissimi processi necessari al cervello per garantire l'ottima funzionalità del corpo. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Ecco ciò che provoca gli, a volte molto gravi, effetti collaterali. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. Psychmeds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. Nonostante gli effetti debilitanti dei loro psicofarmaci, gli psichiatri e le case farmaceutiche li hanno usati per creare un colossale mercato lucrativo che frutta miliardi. E l'hanno fatto etichettando un numero sempre maggiore di problemi della vita, disturbi mentali, che necessitano trattamento psichiatrico. Per esempio, la timidezza diventa disturbo d'ansia sociale. Perdita di un caro? Disturbo depressivo maggiore. Nostalgia? Ansia da separazione. Sospetto? Disturbo paranoide di personalità. Provare degli alti e bassi? Disturbo bipolare. Facilità a venir distratti? ADHD.
Ecco perché è quasi impossibile al giorno d'oggi visitare uno psichiatra senza venir diagnosticati con un disturbo mentale. E una diagnosi di disturbo mentale vuol dire psicofarmaci. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. E si stima che tali psicofarmaci causino 700.000 gravi reazioni avverse all'anno e 42.000 decessi. Nel frattempo, l'industria psichiatrica rastrella $1/3 di $1 trilione all'anno. Non si tratta del fatto che i problemi emozionali della gente siano reali o meno, lo sono. Quello che bisogna chiedersi è: come hanno fatto gli psichiatri a convincere la gente che questi problemi segnalassero disturbi mentali? Come hanno usato tali disturbi per creare una richiesta da parte dei medici e della collettività per gli psicofarmaci? E questi psicofarmaci, senza noti poteri curativi e con una lunga lista di effetti collaterali, come sono diventati il trattamento standard per ogni problema della vita? Gli psichiatri asseriscono di aver fatto grandi passi avanti nel campo della salute mentale negli ultimi 150 anni. Per provarlo, pretendono un passato di significativi progressi nell'ambito degli psicofarmaci. Ma è questa parata di sostanze chimiche cerebrali la scoperta scientifica che ci vogliono far credere? La psichiatria istituzionale moderna ha fatto affidamento sulla somministrazione di psicofarmaci sin dai suoi albori nei manicomi del XIX secolo. In quel periodo, gli psichiatri operavano quasi esclusivamente in veste di inservienti, promettendo di curare i gravi casi di malattia mentale. Non riuscendoci, la medicina non li considerava dottori a tutti gli effetti. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Per tenere sotto controllo accessi comportamentali fra detenuti, gli psichiatri impiegarono antiche versioni di psicofarmaci quali la morfina e l'oppio. Contrariamente alle loro pretese, tali farmaci non portavano alla cura, bensì all'assuefazione e a un'altra generazione di tossicodipendenti, soluzione di gran lunga peggiore del problema originale. Ma i tentativi di controllare il comportamento riprovevole persistettero e alla volta del XX secolo cure fasulle per la malattia mentale, quali l'eroina, venivano spacciate negli Stati Uniti e nell'Europa. Persino lo psicologo Sigmund Freud giocò un ruolo determinante nella creazione dell'industria della cocaina nell'Occidente, redigendo molti articoli che ne promuovevano l'uso per l'angoscia e le difficoltà comportamentali. Freud, as a psychoanalyst, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud più tardi scrisse: The psychic effect of cocaine muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Freud però non rivelò il forte conflitto di interessi che implicava due grandi case farmaceutiche rivali, Merck e Parke Davis, da cui veniva pagato per appoggiare i loro rispettivi estratti di cocaina. La campagna pubblicitaria di allora da parte di Sigmund Freud sullo psicofarmaco diede l'avvio ad una grave epidemia di cocaina nell'Europa all'inizio del secolo. Bisognava di certo trovare un'altra pillola della felicità. Non ci sarebbe voluto molto. Gli psichiatri della prima metà del XX secolo fecero ricorso all'anfetamina. Come nel caso precedente, la montatura si trasformò in ineluttabile prova che la droga non solo era inefficace, ma altamente tossica e assuefacente. Ogni psicofarmaco di moda seguiva la stessa routine. Prima veniva acclamato come scoperta medica per i disturbi mentali. Ne seguivano poi rapporti sempre più numerosi di gravi effetti collaterali ed infine, dopo anni di smentite, quando gli psichiatri e le case farmaceutiche non riuscivano più a negare i rischi dello psicofarmaco, lo abbandonavano in favore della prossima medicina miracolosa.
Sebbene nessuna delle loro terapie di psicofarmaci avesse mai dimostrato di curare alcunché, gli psichiatri continuarono la ricerca del proiettile magico, che curasse tutto. E nel 1954 il loro sogno, così pensavano, si era avverato con l'introduzione della cosiddetta prima medicina miracolosa della psichiatria, clorpromazina, meglio conosciuta come torazina. Ideata e testata originariamente come colorante sintetico, poi come antiparassitico per i suini, torazina per caso si rivelò capace di sopprimere l'attività motoria umana. Uno dei primi saggi che ne promosse l'uso psichiatrico asseriva che è tesa a produrre uno stato di ritardo motorio, indifferenza emotiva e sonnolenza. Thorazine was considered the chemical lobotomy. Instead of cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. La torazina si dimostrò così rimunerativa nell'immobilizzare i pazienti che esibivano un comportamento indesiderato che i suoi fabbricanti, Smith, Klein e French, organizzarono una vasta campagna pubblicitaria incentrata sullo psicofarmaco, che includeva la retribuzione di influenti psichiatri come portavoce, campagne di mass media e persino programmi televisivi nazionali, un preludio al marketing di psicofarmaci su vasta scala che sperimentiamo oggi. Thorazine at that time was thought of as a miracle, because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campagna riscosse un successo strepitoso. Il reddito di Smith, Klein e French aumentò più del 500% nei 2 decenni successivi, con torazina che, nel 1970, alimentava più di 1/3 delle rendite delle case farmaceutiche. Alla fine, a circa 250 milioni di persone in tutto il mondo era stata somministrata la torazina e altri psicofarmaci del genere, 23% di più dell'intera popolazione degli Stati Uniti. La porta era stata aperta. SKF e gli psichiatri sul suo libro paga avevano dimostrato che con il marketing gli psicofarmaci potevano rappresentare un grosso giro d'affari. Ma non passò molto tempo prima che la torazina si rivelò di per sé problematica. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, the muscle jerking, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Dato che la torazina ostacolava la funzione mentale, il suo uso dovette essere limitato alle case di cura. Ma essendoci in palio un tale giro d'affari, la corsa era cominciata per scoprire uno psicofarmaco da usarsi al di fuori dell'ambito degli ospedali psichiatrici, nelle mani di un mercato molto più vasto e redditizio, il gran pubblico. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go in the community and have an office and bring in your everyday person, or your executive under high stress, or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. Nel 1955 quello psicofarmaco fu approvato. Si chiamava Miltown, il primo dei cosiddetti tranquillanti leggeri. Ma per vendere la loro nuova classe di psicofarmaci al pubblico, gli psichiatri e le case farmaceutiche dovevano prima riposizionarli come psicofarmaci attivi su un processo patologico piuttosto che limitarli a sedativi o agenti restrittivi per modelli di comportamento indesiderati come lo era la torazina. Per far questo lanciarono una campagna pubblicitaria a raffica rivolta ai loro colleghi, piazzando annunci sulle riviste del settore quali l'American Journal of Psychiatry. Psichiatri di rilievo venivano poi assunti per spargere la voce al resto del settore medico. Pochi sapevano che Nathan Klein, uno dei più influenti psichiatri del suo tempo, stava venendo pagato dall'industria farmaceutica quando proclamava che i tranquillanti quali Miltown erano paragonabili in importanza all'avvento dell'energia atomica, se non di più. Campioni gratuiti venivano spediti agli psichiatri e ai dottori affinché li somministrassero ai pazienti.
Un anno dopo la campagna pubblicitaria raggiunse il pubblico e Miltown presto divenne il primo psicofarmaco bestseller, non solo per coloro che si trovavano rinchiusi nei manicomi, ma per la gente comune. Miltown veniva pubblicizzato alle donne incinte, alle casalinghe e agli impiegati indaffarati che lo chiamavano l'Exedrin dei dirigenti. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor, and soon, it became a fashion to take some of these medications. Entro gli anni 60, 36 milioni di prescrizioni per Miltown erano state scritte nei soli Stati Uniti, per un totale di 200 milioni in vendite, che a quei tempi era inaudito per uno psicofarmaco. Il successo di Miltown condusse all'introduzione di molti più psicofarmaci destinati all'uomo della strada negli anni 50 e 60. Uno di questi psicofarmaci era il Valium. Lanciato sulla scia di una delirante acclamazione dagli psichiatri e dalla stampa, il Valium veniva prescritto così diffusamente a casalinghe tese che si guadagnò persino l'appellativo di piccolo aiutante della mamma. Perse nel mezzo di questa strombazzatura propagandistica erano le prove ben fondate e ben documentate dei gravi effetti collaterali di tali tranquillanti. Miltown, per esempio, venne presto etichettato nel 1962 dalla Commissione consultiva presidenziale sull'abuso di droga come sostanza più pericolosa e assuefacente persino della cocaina o della metanfetamina e cadde presto in disuso. Ma il mondo della psichiatria ignorò tali avvertenze. Il vaso di Pandora era stato aperto e con le loro nuove pillole non erano più gli inservienti dei malati di mente, erano dottori veri e propri che somministravano psicofarmaci ai pazienti. E la loro logica alla rovescia era questa: se gli psicofarmaci reprimevano i sintomi mentali, non prendevano quindi di mira qualche malattia fisica nel cervello? Nel giro di anni questo ragionamento consentì alla psichiatria di sottoporsi ad un cambiamento radicale. Gli psichiatri non erano più inservienti, erano dottori. I disturbi mentali non erano più di natura psicologica, erano sintomi di malattia. E per curarli gli psichiatri facevano prescrizioni. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. Gli affari andavano talmente a gonfie vele che un gruppo di psichiatri di rilievo si riunì a Porto Rico nel 1967 per pianificare l'espansione del consumo di psicofarmaci per l'anno 2000. Secondo lo psichiatra organizzatore, il dottor Wayne O. Evans. Psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Entro gli inizi degli anni '80 il Valium era diventato lo psicofarmaco più prescritto nel mondo occidentale. Solo nel 1978 vennero vendute quasi 2,3 miliardi di compresse, abbastanza per la metà della popolazione mondiale. La faccenda della somministrazione di psicofarmaci stava sfuggendo di mano a tali estremi che ad un'udienza nel 1979 sull'uso e sull'abuso delle benzodiazepine, un senatore statunitense commentò che The whole pitch appears to be to sell, market, sell and market. Ma il più doveva ancora arrivare. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiplying. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Il Prozac fu lanciato con tanto di fanfara, storie di riprese miracolose, menti malate e risanate e vite distrutte e ristabilite. Il tutto con quasi nessun effetto collaterale o assuefazione, o almeno così asseriva il suo fabbricante. Molti nuovi antidepressivi seguirono a ruota, acclamando anche l'istantaneo sollievo psicologico con minimo abbattimento. E con questo la psichiatria convenzionale abbandonò per sempre la psicoterapia, sostituendola con la farmacologia.
In un assalto di marketing sfrontato ed efficace, al mondo veniva detto che questi nuovi antidepressivi non erano solo per il depresso, ma psicofarmaci da stile di vita, per una società alla scegli il tuo umore. Ma ben presto vennero alla luce prove secondo le quali le pretese di innocuità ed efficacia universali si dimostrarono ben lungi dalla verità. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. Nel giro di 10 anni, agghiaccianti dettagli sugli effetti collaterali quali la violenza e il suicidio non potevano più essere ignorati, con circa 3,9 milioni di avvenimenti sfavorevoli collegati al solo Prozac. Avvertenze di riquadri neri che avvisano il pubblico di seri rischi di violenza e suicidio furono emesse, e di nuovo contro clamorose proteste dalle case farmaceutiche e dalla psichiatria organizzata. Una volta scaduti i brevetti degli antidepressivi, però, altrettanto prevedibilmente, gli psichiatri e le case farmaceutiche ammisero finalmente la verità. Ma ora, a quanto asserivano, ecco una nuova scoperta scientifica che cambierà tutto. Una nuova classe di psicofarmaci chiamati antipsicotici atipici, nuovamente autorizzati per curare sia la schizofrenia che quell'allora vago disturbo mentale soprannominato disturbo bipolare. Tutto d'un tratto la diagnosi di disturbo bipolare divenne la moda, con un aumento di varie migliaia di punti percentuali del tasso diagnostico nel giro di anni. What is clear is that the patents run out and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. Presto però gli antipsicotici atipici, come tutti i loro predecessori, si rivelarono capaci di causare effetti collaterali debilitanti e spesso fatali, quali l'obesità, il diabete e i disturbi cardiaci, con un'efficacia discutibile e una quasi certa dipendenza. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Oggi lo stesso ciclo persiste, con incessante diffusione sui canali di mass media dei nuovi trattamenti chimici promossi come scoperte. Persino gli allucinogeni quali l'LSD e l'ecstasy adesso stanno venendo testati per futura prescrizione psichiatrica. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un secolo e mezzo più tardi ci sono ancora due quesiti. Dov'è la scienza che convalida la psichiatria? E per quanto ancora il pubblico verrà preso in giro con finte speranze, montature e fandonie belle e buone. Gli psichiatri hanno da lungo agognato di essere considerati professionisti medici. Ma i dottori convenzionali hanno esami diagnostici per provare o meno una malattia. I psichiatri no. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. It can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective.
Così il quesito diventa: senza esami scientifici di laboratorio a conferma della presenza o assenza di disturbi mentali, come funziona il sistema diagnostico della psichiatria? Come è diventato così prevalente? La ricerca psichiatrica per una base scientifica su cui appoggiarsi dura da più di un secolo. Alla fine del XIX secolo, lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin fu il primo a cercare di classificare disturbi mentali alla stregua di stati patologici. Sebbene avesse dedicato la sua vita a dimostrare che tali disturbi provenissero esclusivamente da fonti biologiche ed ereditarie, non ci riuscì mai e alla fine concluse che era quasi impossibile distinguere scientificamente la persona normale da quella malata di mente. Nonostante le conclusioni di Kraepelin, gli psichiatri persistettero nei loro tentativi di classificazione nel corso degli anni, che sfociarono nella prima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, edito dall'Associazione Psichiatrica Americana nel 1952. Un piccolo manuale a spirale di 130 pagine, il DSM-1 descriveva 112 dei cosiddetti disturbi mentali, basati non su una procedura scientifica standard, ma su voti apposti su una scheda di votazione inviata al 10% dei soci psichiatri dell'APA. Con il lancio della seconda edizione nel 1968, il DSM si era evoluto a 145 disturbi, sempre non basati su nessuna scienza, benché strapieni di teorie sulle origini delle sue malattie. Ma con l'improvvisa ondata di popolarità degli psicofarmaci quali il Miltown ed il Valium presso il gran pubblico, la comunità psichiatrica si rese conto che bisognava trovare una spiegazione biologica per giustificarne la prescrizione. E la trovarono in un saggio scritto dallo psichiatra dottor Joseph Schildkraut. Sebbene non avesse modo di scoprire quale fosse la normale chimica del cervello, Schildkraut teorizzò che i problemi mentali potrebbero essere causati da uno squilibrio chimico dei neurotrasmettitori nel cervello. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but whereas, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Sebbene Schildkraut non fu mai in grado di provare la sua teoria dello squilibrio chimico, era troppo tardi. La comunità psichiatrica aveva già adottato tale teoria come plausibile spiegazione medica per i disturbi mentali elencati nel DSM. Ma senza un esame che convalidasse lo squilibrio chimico, gli psichiatri erano ancora assillati da una grave incongruenza di diagnosi. Non solo, ma spesso non riuscivano a distinguere il sano di mente dal pazzo. Il famoso esperimento di Rosenham nel 1972 ha dimostrato il punto, quando 8 volontari del tutto sani di mente si sono presentati ad una clinica psichiatrica affermando di sentire voci in testa che dicevano solo le parole vuoto, cavo o tonfo. Non fu espresso nessun altro sintomo psichiatrico. Cosa ne scaturì? Ognuno dei volontari, incluso il dottor David Rosenham stesso, furono subito rinchiusi nella clinica. The moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptom. And we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Tutti, eccetto uno, furono diagnosticati schizofrenici e vennero lasciati andare solo dopo aver ammesso di essere in effetti malati mentali e in stato di remissione. Venendo a sapere dell'esperimento, la comunità psichiatrica andò su tutte le furie. Un ospedale sfidò Rosenham a mandare più volontari, ripromettendosi di riconoscere ognuno dei pazienti fasulli. 3 mesi più tardi annunciarono orgogliosamente che, dei 193 pazienti presentatesi, ne avevano mandati via 41 che simulavano una malattia mentale, considerandone sospetti altri 42. Eccetto che,
Il dottor Rosenan non aveva mandato nessuno. 70 anni più tardi la conclusione di Kraepelin, per cui la psichiatria non riusciva a distinguere la sanità dalla pazzia, si dimostrò di nuovo fondata. Nel suo studio Rosenan concluse: qualsiasi pratica diagnostica che si presti così facilmente ad errori madornali di questo genere non può essere molto attendibile. Non fu solo l'imbarazzo dell'esperimento Rosenan ad indurre la direzione psichiatrica ad adottare un nuovo approccio alla diagnosi. Con la rapida espansione del giro d'affari degli psicofarmaci, la psichiatria subì un mutamento sismico nel modo di promuovere la malattia mentale. E la terza edizione del DSM, a cura dello psichiatra dottor Spitzer, adottò un approccio decisamente biologico ed incentrato sul cervello. A differenza dei suoi predecessori, il DSM-3 proposto partiva dal presupposto che i disturbi mentali derivassero da anomalie fisiche cerebrali. E invece di descrivere le possibili cause psicologiche per l'angoscia mentale, il DSM-3 avrebbe semplicemente provvisto i dottori con liste di sintomi. Ma tali descrizioni erano vaste abbastanza da valere per chiunque in ogni momento della vita. Senza una scienza che li convalidasse, le nuove proposte di disturbi e le rispettive liste erano oggetto di intense trattative, compromessi, alterazioni e accese discussioni. Lo psichiatra David Schaffer, che partecipò al convegno del DSM-3, osservò: People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression, is coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical. Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They said 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Uno psicologo ha riferito che durante discussioni sul criterio proposto per il disturbo di personalità masochista, la moglie di Spitzer obiettò su un sintomo del disturbo, al che Spitzer rispose: va bene, toglilo allora. Scientifico o no, una volta votata l'introduzione di un disturbo nel DSM, è molto difficile votarne la rimozione, anche se in rari casi è successo. L'omosessualità, malattia mentale secondo il DSM 1 e 2. In seguito a proteste degli attivisti per i diritti omosessuali presso il suo convegno del 1973, l'Associazione Psichiatrica Americana cedette alla pressione politica e decise, con votazione via posta, di rimuoverla dalla prossima edizione del DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine, there's a problem. That's not medicine, that's something else. E gli psichiatri che scrissero il DSM-3 lo sapevano, come Robert Spitzer ammise alla BBC molti anni più tardi. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. Ma invece di imparare dai propri errori, l'Associazione Psichiatrica Americana pubblicò il DSM-4 nel 1994. Ed era ancora più spesso. Con 374 diagnosi diverse in 886 pagine, la nuova edizione più che triplicò il numero di disturbi mentali elencati nel DSM-1. Questa rapida impennata nel numero di diagnosi psichiatriche potrebbe non aiutare il paziente, ma beneficia molti altri. Creata la diagnosi, la si inserisce nel curriculum professionale. Ne emergono specialisti per la cura. Se ne organizzano convegni. Diventa oggetto di ricerca e pubblicazioni. Gli psichiatri formulano i sintomi dei loro pazienti per adeguarsi ad essa e ne vengono prescritti psicofarmaci.
In poche parole, il DSM non era più un manuale, ma un'industria a tutti gli effetti. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. Il rischio di tutte queste malattie psichiatriche è che chiunque sulla faccia della Terra al giorno d'oggi potrebbe venirne etichettato. Usando il DSM, gli psichiatri all'Harvard University hanno dichiarato che metà delle persone nel mondo sarà malato di mente nella propria vita. Un eminente psichiatra di Harvard, il dottor John Ratey, va oltre asserendo che nessuno è veramente normale. Anche se l'Associazione Psichiatrica Americana abbia quietamente riconosciuto l'assenza di prove sulla teoria dello squilibrio chimico di Schildkraut, la pretesa viene pur tuttavia pubblicizzata e passata ai pazienti ogni giorno. E sebbene non lo sentirete nei mass media, gli psichiatri ammettono volentieri che i disturbi elencati nel DSM non hanno una patologia convalidata e non li si può quindi chiamare malattie mediche. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4, this is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Eppure, la nuova edizione, il DSM-5, è in via di ideazione per il 2012 e la trattativa per la prossima ondata di malattie psichiatriche, in questo momento, viene mantenuta segreta. Ma siamo al corrente di alcuni dei nuovi disturbi in esame. Uno è il disturbo di dipendenza da Internet, presentato prima come spiritosaggine nel 1997 in un articolo del New Yorker. Ora però si ritiene che 25 milioni di persone potrebbero qualificare come surfisti ossessionati. Altri disturbi previsti per il DSM-5 includono il disturbo dello shopping compulsivo, della buffata, dell'apatia, della sindrome di estraniazione da genitori, delle relazioni, dell'esplosione intermittente, furia al volante. Tutte potenziali categorie di malattie con psicofarmaci in attesa di esservi assegnati. Secondo l'APA, 19 dei 27 psichiatri del Comitato Superiore che decide quali malattie includere nella prossima edizione del DSM hanno legami finanziari con le case farmaceutiche. La situazione è deteriorata al punto che il curatore del DSM-3, Robert Spitzer, e il redattore del DSM-4, Allen Francis, lo resero pubblico. L'APA potrebbe benissimo essere accusata di un conflitto di interessi nel forgiare il DSM-5 per creare nuovi pazienti per gli psichiatri e nuovi clienti per le case farmaceutiche. Ma la comunità psichiatrica ha deciso di non occuparsi della faccenda e ha buon diritto. Oggi la somministrazione di psicofarmaci rastrella più di 80 miliardi di dollari all'anno per le case farmaceutiche. E con ogni nuova edizione del DSM, le diagnosi non solo sono aumentate, ma hanno gettato una rete più larga, avviluppando settori della popolazione quali gli anziani, l'esercito, le donne incinte e persino i bambini. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness.
This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Al momento quasi 1 milione di bambini è stato diagnosticato bipolare, il che lo rende più comune dell'autismo e del diabete messi insieme. Nel 2007 $500,000 di bambini e adolescenti ricevettero almeno una prescrizione per un antipsicotico, 20.000 dei quali più giovani di 6 anni. Gli psicofarmaci, potenti sostanze chimiche ideate originariamente solo per i più gravi casi di malattia mentale, adesso sono un'industria di $22,8 miliardi. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes a treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. E la gente comune è del tutto ignara del fatto che le diagnosi psichiatriche non sono di natura medica, ma meri comportamenti basati su votazione. Il che ci porta al nostro prossimo quesito. Come fanno gli psichiatri ad adottare questi disturbi inventati e poi far credere alla gente di soffrirne? Secondo degli psichiatri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 450 milioni di persone a livello mondiale soffrono di un disturbo mentale. 3 volte tanto la popolazione di Tokyo, New York, Los Angeles, Londra, Parigi, Città del Messico, Mumbai, Milano, Madrid, Toronto, Washington, Atene, Melbourne, Hong Kong, Singapore, Roma e Berlino, messi assieme. Ci sono davvero così tanti malati di mente? O si tratta semplicemente di marketing efficace? Agli inizi del 1999 negli Stati Uniti fu annunciata una terrificante nuova epidemia. Arrossisci, sudi, tremi, provi persino difficoltà a respirare, riportavano i poster con lo slogan "Immaginati di essere allergico alle persone". Si trattava del disturbo d'ansia sociale e, stando alle asserzioni, affliggeva circa il 13,3% della popolazione americana. E per scoprirne di più, i lettori venivano istruiti a rivolgersi ad un gruppo chiamato Associazione per il disturbo d'ansia sociale. Al pubblico fu taciuto che sia l'associazione che la campagna erano state create da un'agenzia di relazioni pubbliche e finanziate da una casa farmaceutica. Più tardi, in quello stesso anno, mentre la campagna rendeva milioni di persone consapevoli di questa malattia finora sconosciuta, l'antidepressivo Paxil divenne il primo psicofarmaco approvato dall'FDA per il trattamento del disturbo d'ansia sociale. Psichiatri quali Jack Gorman della Columbia University e Murray Stein dell'Università della California di San Diego vennero arruolati come prestanomi psichiatrici per la campagna pubblicitaria di Paxil. E nel giro di 3 anni Paxil balzò dal 3° al 1° posto nella sua classifica. Il direttore del prodotto per Paxil più tardi si vantava che il sogno del marketer è di trovare un mercato sconosciuto e senza nome e svilupparlo. È quello che siamo riusciti a fare con il disturbo d'ansia sociale. La concorrenza di Paxil se la legò al dito e quello stesso anno Pfizer ottenne l'approvazione dall'FDA del suo antidepressivo Zoloft per il disturbo post-traumatico da stress. Assunse una ditta di relazioni pubbliche per creare la propria società prestanome e retribuì psichiatri come portavoce. La campagna asseriva che una persona su 13 avrebbe sviluppato quel disturbo nel corso di una vita, incluso qualsiasi testimone di un atto di violenza, disastro naturale o avvenimento traumatico. E come per il Paxil, le vendite dello Zoloft si impennarono. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that is just
That's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Questo fenomeno è stato definito disease mongering, cioè commercio di malattie, termine definito dalla ex giornalista Lynn Payer come cercare di convincere persone sane di essere malate o persone leggermente malate di essere gravi. A Madison Avenue il commercio di malattie viene realizzato tramite una strategia nota come branding della condizione, dove l'infermità mentale viene pubblicizzata alla stregua di automobili, birra o detersivo. E secondo il guru del branding newyorkese di primo piano, Vince Perry, nessuna categoria terapeutica è più ricettiva al branding di condizione di quella dell'ansia e della depressione, dove la malattia di rado si basa su sintomi fisici, lasciandola quindi aperta a definizione concettuale. Perry poi suggerisce ai dirigenti 3 principali strategie per ciò che definisce incoraggiare la creazione dell'infermità mentale. La prima, elevare l'importanza della condizione o far credere al pubblico che un problema mentale passeggero o di lieve entità sia peggiore e più diffuso di quello che è. Prima dell'esordio degli antidepressivi SSRI, persino gli psichiatri consideravano che la depressione affliggesse solo 100 persone su 1 milione. Da allora le stime hanno toccato i 100.000 casi per ogni milione, un aumento di 1000 volte tanto. Ne consegue che circa il 10% degli americani, circa 27 milioni di persone, stia attualmente assumendo antidepressivi, il doppio che nel 1996. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be, are now classified as, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Un'altra malattia psichiatrica, il disturbo bipolare, era anche considerata rara, incidendo solo su 1/10 dell'1% quando apparse per la prima volta sul DSM-3. Oggi, a quel che asseriscono, il 10% della popolazione, 100 volte il numero originale, è affetto dalla condizione. Il disturbo bipolare pediatrico non appariva neanche nel DSM quando lo psichiatra di Harvard, il dottor Joseph Biederman, cominciò a pubblicare studi secondo i quali gli sbalzi di umore nei bambini non erano comportamenti normali, ma in realtà malattie mentali. La campagna di commercio di malattie di Biederman funzionò. Nel solo ultimo decennio il tasso di bambini etichettati con bipolare aumentò del 4000%. Ma quello che non fu detto ai genitori era che 25 diverse case farmaceutiche avevano finanziato l'opera del dottor Biederman. L'entità di tale influenza non venne alla luce fino a che un'indagine del Senato nel 2008 smascherò il dottor Biederman per non aver dichiarato più di 1,6 milioni di dollari in pagamenti farmaceutici. Ma tali smascheramenti non ebbero effetto sulla psichiatria. Il disturbo bipolare pediatrico continua a raccogliere vasto consenso presso la comunità psichiatrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. Not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Strategia del commercio di malattie, numero 2. Ridefinire una condizione esistente. Questa tattica prende un comune stato d'animo e lo rimodella come infermità mentale, che ora deve essere curata con gli psicofarmaci. Per esempio, la malinconia invernale, una comune condizione mentale relativa alla mancanza di luce solare d'inverno, ridefinita però dagli psichiatri come depressione stagionale, una malattia mentale che esige trattamento psichiatrico. Come altro esempio, considerate il mutamento emozionale di una donna durante il suo periodo mestruale, riplasmato dagli psichiatri come disturbo disforico premestruale, una malattia mentale scoperta non in un laboratorio, ma nel reparto marketing di una casa farmaceutica, Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac.
And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic, or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Strategia del commercio di malattie numero 3. Creare una nuova condizione per un'inesaudita esigenza di mercato. Per esempio, disturbo dello shopping compulsivo, pubblicizzato dallo psichiatra Dr. Jack Corman. Durante le sue apparizioni veniva citato un recente studio secondo il quale ben 20 milioni di americani, 90% dei quali sono donne, potrebbero essere affetti dal problema. Non dichiarò però che lo studio era sovvenzionato da Forest Laboratories, casa produttrice dell'antidepressivo Celexa, e che era un consulente sul libro paga di almeno 13 ditte farmaceutiche, Forest inclusa. Il più dei consumatori non aveva mai sentito parlare di pubblicizzare una malattia a fini di lucro, ma nell'ambito del settore pubblicitario e farmaceutico è ben noto. Un rapporto della Reuters Business Insight del 2005 per i dirigenti delle case farmaceutiche riferisce che l'abilità di creare nuovi mercati patologici frutta incalcolabili miliardi in vendite farmaceutiche in salita e che si vedrà nel futuro un'ulteriore creazione di malattia da sponsor corporativi. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Ci si potrebbe chiedere, ma c'è chi contesta questo dilagante aumento di diagnosi mentali estremamente equivoche e scientificamente infondate? Nell'aprile del 2006 il British Medical Journal lo scoprì per caso, quando pubblicò uno studio innovativo sulla nuova scoperta di un'infermità mentale, disturbo di deficienza motivazionale, detto anche MODED. Caratterizzato da indolenza e una riluttanza verso il lavoro, MODED a quanto pare affliggeva milioni di persone. Ma quando i mass media nel mondo trasmisero favorevolmente le notizie, il periodico svelò la verità. Lo studio faceva parte del loro numero sul pesce d'aprile. Ma la burla servì da lezione. Il commercio di malattie funziona. Persino chi non soffre di infermità mentale può essere considerato in pericolo, con raccomandazioni di trattamento di psicofarmaci. Uno studio pubblicato nel Journal of the American Medical Association esortò tutte le vittime di infarto ad assumere uno psicofarmaco per prevenire la depressione, sia che fossero depressi o meno. Più tardi si scoprì che i suoi curatori avevano legami finanziari non dichiarati con il produttore dell'antidepressivo Lexapro. La somministrazione preventiva è l'onda del futuro, come ribadì un esperto. Il marketing dei rimedi farmaceutici per le malattie è apparentemente un pozzo di reddito senza fine, e lo è ancora di più per i rimedi tesi a ridurre i fattori di rischio di tali malattie. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Con tali astute campagne di commercio di malattie, 100 milioni di persone a livello mondiale oggi assumono psicofarmaci. Ne consegue che l'industria di psicofarmaci sta incassando più di $150.000 al minuto. Un difensore dei diritti dei consumatori osservò: potete vendere centinaia di milioni di dollari in psicofarmaci, anche i più pericolosi, con la giusta campagna di marketing. Il che solleva un altro interrogativo. Ora che le campagne di commercio di malattie creano l'illusione di una dilagante infermità mentale, quanto innocui sono gli psicofarmaci che gli psichiatri prescrivono per curarla? Nella psichiatria moderna gli psicofarmaci sono diventati i ferri del mestiere. Ma sono tanto innocui quanto ci è stato fatto credere? Corpi di vigilanza internazionali, quali la US Food and Drug Administration, esigono che tutti i farmaci vengano dimostrati innocui ed efficaci prima di essere immessi sul mercato. Per riuscirci, le case farmaceutiche devono condurre sperimentazioni cliniche esaurienti ed impegnative che provino l'innocuità e l'efficacia dei loro farmaci prima dell'azione propagandistica, o almeno è quello che sono tenuti a fare.
Ma celate da un velo di relazioni pubbliche, le pretese di innocuità di tali psicofarmaci addotte dagli psichiatri e dalle case farmaceutiche sono ben lungi dalla verità, e per diversi motivi. Tanto per cominciare, l'analisi di innocuità degli psicofarmaci viene condotta per lo più dalle case farmaceutiche, non da agenzie governative o laboratori indipendenti, creando così un ovvio conflitto di interessi. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. Il primo passo nel fare richiesta per uno psicofarmaco è di trovare un disturbo nel manuale diagnostico e statistico della psichiatria ed abbinarlo al farmaco. Poi cominciano le prove cliniche, prima sugli animali e poi sulle persone. Se il farmaco resiste fino alla sperimentazione umana, le prove cliniche poi seguono 4 fasi. Nella fase 1 vengono testati su un numero limitato di volontari, di solito giovani e in buona salute, per determinare se il farmaco non è eccessivamente tossico e quali effetti collaterali arreca. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. Nella fase 2 i ricercatori psichiatrici determinano se il farmaco crea nel corpo umano gli effetti desiderati e quanto elevata può essere la dose prima che raggiunga un livello di tossicità. Come nella fase 1, i soggetti testati sono per lo più giovani volontari in buona salute. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? La fase 3 paragona il farmaco con un placebo o la pillola di zucchero. Sebbene la fase 3 sia più esauriente e di più ampia portata delle fasi 1 e 2, di solito coinvolge solo circa 1000 pazienti e dura dalle 4 alle 8 settimane. Di certo non abbastanza per determinare eventuali effetti collaterali a lungo termine. Oggi la ricerca clinica è un'industria multinazionale motivata dal profitto, in cui le case farmaceutiche e i ricercatori psichiatrici sono coinvolti fino in fondo, dal piano di studio all'analisi dei dati alla pubblicazione dello studio. Ma in tali sperimentazioni gli psichiatri incontrarono un problema che il resto del settore medico non ha. Non hanno esami scientifici di laboratorio per misurare obiettivamente un miglioramento. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. È questa carenza scientifica che consente ai ricercatori in molti casi di manipolare i risultati delle sperimentazioni sugli psicofarmaci in favore della casa farmaceutica. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Un altro trucchetto del mestiere sta nel dare ai soggetti dei farmaci di prova prima della sperimentazione, inducendo poi in loro la crisi d'astinenza. Dopo, durante la sperimentazione, si fa riprendere loro il farmaco di prova e o si riprendono dalla crisi d'astinenza e stanno meglio, o con il placebo continuano a peggiorare. Lo psichiatra Richard Borison, per esempio, interrompeva la somministrazione di Aldol a cosiddetti schizofrenici per generare psicosi attiva, per poi risomministrarlo durante la sperimentazione. Nonostante ciò, il suo studio viene ancora acclamato nelle opere psichiatriche. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say?
They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. Forse il modo più comune di sfasare l'esito di una sperimentazione clinica consiste semplicemente nel non contare chi l'abbandona a causa di effetti collaterali. Infatti, nella sperimentazione clinica per l'antipsicotico Zyprexa, 2/3 dei 2500 soggetti subirono così tanti effetti collaterali che si ritirarono. Dei rimanenti 800, 22% riportarono gravi reazioni negative a causa del farmaco. E durante le sperimentazioni del Prozac, fra gli 11.000 pazienti testati, solo 286, meno del 3%, avevano in effetti completato la breve prova dalle 4 alle 6 settimane. In un'altra prassi comune, effetti collaterali negativi vengono celati dalla somministrazione di altri farmaci che non fanno parte dello studio. E si sa di alcuni ricercatori che hanno semplicemente falsificato gli studi. Per esempio, lo psichiatra Farouk Abu Zahab, ex presidente del Comitato dell'Etica della Società Psichiatrica del Minnesota, la cui paziente, partecipe alle sue sperimentazioni cliniche, riferì di provare forti tendenze suicide, ma nei suoi documenti di ricerca non annotò nessuna occorrenza negativa. 2 giorni più tardi, lei saltò dal ponte di Minneapolis perdendo la vita. Ed il modo finale di truccare i dati delle sperimentazioni è di velare reazioni indesiderate con termini meno allarmanti, trucchetto usato nel famigerato studio del Paxil numero 329, dove effetti collaterali quali casi di aggressione, pensieri e atti omicidi vennero classificati come ostilità e sotto il vago termine di labilità emozionale vennero categorizzati tentativi e tendenze al suicidio. Spesso le prove cliniche vengono messe a punto in modo tale da non cercare affatto la violenza o il suicidio. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. Ideare sperimentazioni non obiettive per evitare esiti negativi, interpretare i fatti nudi e crudi in favore del proprio farmaco e deviare l'intero studio per accentuare il lato positivo non sono che alcuni dei numerosi modi di influenzare una sperimentazione. È questa perfetta tempesta di disonestà intellettuale che ha portato un esperto di farmacologia a concludere che si può dimostrare che la maggior parte degli esiti di ricerca di cui si vantano siano falsi. Ma sono le case farmaceutiche a possedere gli studi e quando ritengono di avere abbastanza prove per convincere le agenzie di vigilanza che il loro farmaco è innocuo ed efficace, inoltrano la domanda di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche della fase 3. L'FDA esige solo 2 sperimentazioni cliniche, così le case farmaceutiche possono condurre quanti studi siano necessari per trovare le 2 che hanno la miglior probabilità di approvazione da parte dell'FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000 as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want and then submit just those couple to the FDA. In veste di direttore del reparto di prodotti neurofarmacologici dell'FDA, lo psichiatra Paul Eber protestò. Lo sponsor potrebbe condurre studi fino alle calende greche per ottenerne 2 che, per puro caso, siano statisticamente significativi, tirarli fuori e affermare di aver raggiunto il criterio richiesto. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Questo punto fu messo in risalto nel 2008 dallo psicologo Irving Kirsch e i suoi colleghi, che si procurarono dalla US Food and Drug Administration ogni singola sperimentazione clinica mai presentata, edita o non edita, di 4 antidepressivi di nuova generazione. Gli esiti furono sia allarmanti che istruttivi. Nelle parole di Kirsch, gli antidepressivi recarono solo mediocri benefici rispetto al trattamento del placebo e quando i dati inediti delle sperimentazioni vengono inclusi, il beneficio cala al di sotto del criterio accettabile di rilevanza clinica.
E per di più, da allora è stato scoperto un elevato numero di effetti collaterali connessi ad ognuno di questi antidepressivi, inclusi omicidio, suicidio e stragi. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are, apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Ma gli psichiatri rigettarono lo studio di Kirsch, perché gli psicofarmaci sono un bel giro d'affari e le sperimentazioni cliniche fanno parte di quel giro. Prendiamo l'esempio di Martin Keller, ex presidente del reparto psichiatrico all'Università Brown, curatore del cosiddetto studio del Paxil numero 329. Questa sperimentazione clinica, che testò centinaia di bambini con l'antidepressivo Paxil, rilevò che lo psicofarmaco era generalmente ben tollerato ed efficace, che in termini scientifici è un fervido elogio. E la lista dei collaboratori allo studio, 22 degli opinion leader chiave più di rilievo nella psichiatria. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Con il benestare dell'FDA, Paxil diventò un bestseller sul mercato infantile ed adolescente, con vendite che ammontavano ai $55 milioni nel 2002. Non fu fino a che l'ufficio statale del procuratore generale di New York fece causa nel 2004 che la verità finalmente venne a galla. I dati grezzi mostrarono che non solo il Paxil non era più efficace del placebo, ma che era 6 volte più probabile che i pazienti giovani che lo assumevano avessero tendenze suicide. Infatti questi dati rivelarono anche che 11 dei 93 bambini impiegati nello studio svilupparono gravi effetti collaterali e 7 di loro dovettero essere ricoverati. Ma secondo l'amministrazione di Keller stesso, molti di questi bambini furono o esonerati dallo studio o etichettati non remissivi per non doverli annoverare. Senza ammettere alcuna colpevolezza, la casa farmaceutica raggiunse un accordo extragiudiziale di $2,5 milioni, meno degli introiti generati dal Paxil ogni 7 ore. Seguirono a ruota centinaia di cause civili, ma quando al dottor Keller, come curatore sullo studio Paxil 329, venne fatto testimoniare dagli avvocati, non ammise molto. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Come faceva il dottor Keller a sapere così poco sullo studio dello psicofarmaco di cui ne fu il curatore e che lui stesso era solito promuovere Paxil per bambini in convegni e riviste mediche di rilievo? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent.
Durante gli ultimi 2 anni del suo studio di Paxil, Keller intascò personalmente $1 milione provenienti dalle case farmaceutiche, cosa che non rivelò nella sua ricerca pubblicata. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it. They wonder, well, is this causing up biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Con un tale livello di corruzione che pervade la sperimentazione degli psicofarmaci, non ci resta che chiederci: dove sono coloro a cui è stata affidata la nostra protezione? Le autorità di controllo governative sono tenute a tutelare il benessere dei pazienti. Quindi perché così tanti psicofarmaci pericolosi vengono ammessi sul mercato? Una volta la US Food and Drug Administration veniva considerata il gold standard in materia di sicurezza degli psicofarmaci. Ma in merito agli psicofarmaci non è più così, con gli psichiatri e le case farmaceutiche che hanno praticamente preso il controllo della prassi di approvazione. I comitati consultivi dell'FDA che raccomandano l'approvazione di psicofarmaci vengono da lungo controllati da psichiatri con legami economici con le case farmaceutiche. Uno studio mostrò che il 92% delle riunioni del comitato FDA nell'ultimo decennio includevano almeno un membro con conflitto di interessi. In risposta all'accusa di conflitto di interessi, l'FDA afferma che cercarono di trovare esperti della salute mentale senza vincoli con l'industria farmaceutica, ma non riuscirono a trovarli. Per risolverlo emisero deroghe dove a uno psichiatra veniva consentito un seggio in un comitato consultivo sugli psicofarmaci, malgrado un conflitto di interessi finanziari fino a $50.000 all'anno con le case farmaceutiche. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants: Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La porta girevole fra il governo, l'ambiente universitario e l'industria farmaceutica è uno dei segreti di Pulcinella della psichiatria. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Per esempio, Daniel Troy, ex lobbista farmaceutico assunto poi come consulente legale per l'FDA, in veste del quale presentò esposti legali in favore delle case farmaceutiche e contro le vittime degli psicofarmaci. He was the drug lobbyist lawyer and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Dopo aver lasciato l'FDA, Daniel Troy ritornò all'industria farmaceutica, dove ora riveste il ruolo di vicepresidente e consulente legale per il gigante farmaceutico GlaxoSmithKline. Questa è l'atmosfera nella quale gli psichiatri dell'FDA autorizzano le case farmaceutiche a commercializzare gli psicofarmaci.
Ma questa non è la fine delle sperimentazioni cliniche. C'è un passo di prova finale, la fase 4. La fase 4 esige che le case farmaceutiche tengano conto degli effetti collaterali negativi che di sicuro avranno luogo, ben al di là dei casi di minore entità della fase 3. Il solo numero di effetti collaterali che ora emergerà ha indotto un gruppo di sostegno ad emettere avvertenze secondo le quali la nocività degli psicofarmaci non apparirà per almeno 7 anni dopo la loro immissione sul mercato. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly. Invece di fungere da controllo quale vigilanza post-marketing, le sperimentazioni cliniche della fase 4 stanno venendo riplasmate come ricerca post-marketing e riorientate nel loro scopo come mezzi per testare psicofarmaci per disturbi psichiatrici addizionali. Prendiamo lo Zoloft, approvato dall'FDA nel 1991 per curare gravi casi di depressione. Da allora è stato anche approvato per la cura di disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo disforico premestruale, disturbo di panico e ansia sociale. Nel 2005, l'ultimo anno prima che il brevetto scadesse, gli introiti da Zoloft toccarono i 3,3 miliardi di dollari. E come nel caso di altri psicofarmaci, il più non è che profitto netto. La produzione di 100 compresse di Xanax, per esempio, costa solo 2 centesimi e mezzo, ma il prezzo al dettaglio di media ammonta a 136,79 dollari, un profitto che cede il 500.000%. Ecco perché le case farmaceutiche godono di un margine di profitti di circa il 16%, 3 volte tanto la media della maggior parte delle aziende. Nel 2006 i direttori generali delle 10 principali case farmaceutiche vennero pagati più di 18 milioni di dollari all'anno, quasi 400 volte il reddito medio della comune famiglia americana. Anche gli investitori adorano le case farmaceutiche che producono psicofarmaci, dato che gli psichiatri non li prescrivono mai per curare i disturbi mentali, ma per tirare avanti, spesso per un'intera vita. E i clienti a vita incidono favorevolmente sul bilancio. Un famoso analista di borsa valori ha commentato: il primo disastro si verifica se si uccidono le persone, il secondo disastro si verifica se le si cura. I titoli azionari delle case farmaceutiche vengono annoverati fra le più costanti carte vincenti di Wall Street e considerati di gran lunga uno dei più redditizi investimenti che si possono fare. Nel 2002 i profitti totali delle 10 più grandi case farmaceutiche esibite nel Fortune 500 superava la somma totale dei profitti di 490 altre società. Ed un ribasso nei prezzi dei titoli azionari farmaceutici significherebbe perdite di vasta portata per investitori in tutto il mondo e gli investimenti devono essere protetti. Con in palio un tale capitale c'è da meravigliarsi che agli azionisti non venga mai detta la verità sugli psicofarmaci in cui investono. Sono ignari del fatto che l'approvazione dell'FDA non garantisce l'innocuità degli psicofarmaci e che le sperimentazioni cliniche che giustificano tale approvazione spesso sono basate su falsità e sotterfugi. Ma una volta che lo psicofarmaco viene approvato, la prossima sfida è questa. Come si convincono i dottori che li prescrivono che questi psicofarmaci sono veramente innocui, efficaci e con pochi effetti collaterali, quando le sperimentazioni stesse delle case farmaceutiche dimostrano il contrario? Come potenti sostanze psicoattive, i farmaci psicotropi sono disponibili solo dietro ricetta medica scritta da un dottore. Quindi come hanno fatto gli psichiatri e le case farmaceutiche a convincere milioni di dottori a prescriverle a centinaia di milioni di persone? Le case farmaceutiche non vedono l'ora di piazzare i loro prodotti sul mercato il più presto possibile. Questo, dopo tutto, è un giro d'affari e ogni giorno può valere milioni. Per assicurare il pubblico e i dottori generici che i loro piccoli psicofarmaci testati sono innocui, le case farmaceutiche non badano a spese per farsi appoggiare dagli psichiatri, che sono più che lieti di intascare i soldi. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of that.
Questa relazione nasce nella scuola di medicina. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs. And if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, or in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself. E finita la scuola di medicina, molti dei ferventi fedeli psichiatri vengono ingaggiati dalle case farmaceutiche e istruiti come portavoce. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med, and those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners, at the fancy restaurants, or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs. Una volta che questi cosiddetti eminenti opinion leader hanno sollecitato consensi dagli psichiatri nella loro zona, passano poi ai dottori generici per convincere loro a prescrivere psicofarmaci. So you have the psychiatrists coming in now and teaching at an OBGYN convention. They'll give papers there, or they'll do, designed to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of the doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. L'indottrinamento dei dottori comincia in convegni come questi, dove vengono tenuti corsi di aggiornamento di mandato governativo, detti educazione medica continua o EMC. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies. Ma ben lungi dall'essere istruttivi, questi convegni vengono spesso organizzati da società di educazione medica professionali assunte dalle case farmaceutiche. E i loro seminari sugli psicofarmaci vengono di solito condotti da psichiatri retribuiti da tali case fino ai $2.500 per una singola conferenza. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies, and so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. Lo scopo di tali conferenze è chiaro. Come dice un dépliant della ditta di aggiornamento: qualunque assortimento di pubblico che dovete motivare al fine di esercitare la massima influenza sul mercato, possiamo aiutarvi ad identificarlo, raggiungerlo ed influenzare il suo comportamento. Come strategia di marketing, EMC funziona. Secondo uno studio, il tasso di ricette mediche in seguito alle conferenze di aggiornamento è salito dell'87% per uno psicofarmaco e 272% per un altro. Non c'è da sorprendersi, l'industria farmaceutica ora spende fino ad $1 miliardo su 371.000 di tali convegni all'anno. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible. E gli psichiatri pagati come relatori per tali discorsi se la cavano molto bene. Per esempio, il dottor Charles Nemeroff della Emory University. Con legami finanziari ben radicati a 12 di case farmaceutiche, il dottor Nemeroff riscosse $2,8 milioni in tangenti farmaceutiche dal 2000 al 2007. Quando venne alla luce che aveva violato la legge federale per non aver dichiarato $1,2 milioni alla sua università, si dimesse come presidente del reparto psichiatrico di Emory. Ma dopo i discorsi e le apparizioni personali, il dottor Nemeroff non si è fermato lì. Fu smascherato anche per legami finanziari con una ditta, il cui dispositivo medico ricevette da lui una recensione favorevole in una rivista psichiatrica di cui ne era il redattore.
Un'altra volta assunse 14 colleghi della Emory University per redigere articoli per un supplemento speciale della rivista medica che celebrava il 5° anniversario dell'immissione sul mercato dell'antidepressivo Effexor. La rivista di Nemiroff non è che un solo esempio di un problema di più ampia portata. In un caso degno di nota, il New England Journal of Medicine stampò un articolo i cui autori avevano legami finanziari con le case farmaceutiche così numerosi che, per ragioni di spazio, la rivista è stata costretta ad elencarli sul suo sito web. A stamparli questi conflitti finanziari avrebbero fittamente riempito 3 pagine. Ma non è finita qui. Spesso riviste rispettabili vengono imbrogliate, pubblicando trattati redatti da scrittori fantasma dell'industria farmaceutica, attribuiti falsamente ad eminenti psichiatri che ricevono fino a $20.000 per apporvi il proprio nome. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author ? i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper. La pratica di scrivere per conto di un altro è molto comune. Un bel 50% dei trattati psichiatrici di ricerca pubblicati è redatto da scrittori fantasma. A volte lo psichiatra pagato per apporre il suo nome sull'articolo non l'aveva che intravisto. Prendete per esempio lo psichiatra Dr. David Danner, che sottoscrisse il Paxil come scrittore principale in un trattato del 1995, edito nel Journal of European Neuropsychopharmacology, per poi ammettere che non aveva mai esaminato i dati effettivi, ma aveva invece apposto la sua firma sui sommari. Persino l'alto funzionario della FDA per l'esame delle sperimentazioni cliniche degli psicofarmaci, lo psichiatra Dr. Thomas Logren, ha ripetutamente apposto la propria firma ad articoli redatti da altri per conto di case farmaceutiche che promuovono antidepressivi e antipsicotici, farmaci psicotropi ora etichettati dall'FDA stessa con alti rischi di tendenze suicide e morte prematura. Oltre alla considerevole influenza su chi stipula le direttive dell'FDA, le case farmaceutiche esercitano considerevole controllo sulle riviste psichiatriche tramite ingenti investimenti pubblicitari. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. I'm listening to the big guy. And, they've taken over that process. The scientific literature now, you just can't trust it. Oggi dai 2/3 ai 3/4 di tutte le sperimentazioni cliniche nelle principali riviste sono finanziate dalle case farmaceutiche. E per influenzare ancora più efficacemente gli abbonati, le case farmaceutiche elargiranno fino a $1 milione alle riviste per la ristampa di sperimentazioni favorevoli che potranno usare nel futuro come strumenti di marketing per un'ottica obiettiva. Ma le tangenti farmaceutiche della psichiatria vanno al di là di questo. Fino a che anni di pressione finalmente indussero ad una recente promessa di cambiamento, il convegno nazionale dell'APA veniva per lo più finanziato dalle case farmaceutiche, nonché il suo lobbying governativo. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Al recente convegno dell'APA le case farmaceutiche erano lì, ad elargire agli psichiatri cibo e conferenze promozionali chiamate teatri del prodotto. And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. Con gli psichiatri che già divulgavano con zelo il proprio Vangelo farmaceutico al resto del settore medico, le case farmaceutiche, servendosi di schiere di rappresentanti o informatori scientifici, prendono anche di mira i dottori che scrivono ricette mediche. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you gonna write it? Are you gonna write it? You're gonna write scripts? This was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my
through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed that doctor to write, and you did it however you could. Un modo di far cominciare le persone ad assumere psicofarmaci è quello dei campioni gratuiti, i quali non vengono forniti dai fabbricanti come opera caritatevole, ma allo scopo di far intraprendere al paziente un regime di farmacodipendenza dal quale non potrà sganciarsi. Samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe. The doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor going to do? Is he going to write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never want to rock the boat. The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples. Nel 2003 i rappresentanti delle ditte farmaceutiche hanno elargito campioni gratuiti per un totale di 16,4 milioni di dollari. E per venderli ancora più facilmente, tali rappresentanti dispongono di un'altra arma segreta: dati sulle ricette mediche che ditte di controllo prescrizioni comprano dalle farmacie. You'd get a list with like Dr. XYZ, Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and it would tell you how many scripts, give or take, let's say 10, per month or per week, that physician was writing of those products. So we knew everything about our doctors, which ones were the most valuable, which ones to spend the most time on, and what we needed to do, and where their weak spots were. So it was very valuable in that you frequently, as the sales rep, knew better what the doctor was actually doing than the doctor did himself, because he wasn't tracking his own prescriptions. L'industria farmaceutica ora spende 22 miliardi di dollari all'anno nel marketing diretto ai dottori per aumentare le prescrizioni, uno sbalorditivo 90% del suo budget di marketing. E questo investimento ha reso molto. Gli psicofarmaci sono un giro d'affari di diversi miliardi di dollari, con più di 2/3 prescritti da dottori generici. Ma gli psichiatri sono quelli in prima linea a spargere la voce. E quando l'uso degli psicofarmaci viene messo in dubbio e oggetto di cattiva propaganda, opinion leader psichiatrici pagati deviano gli attacchi e screditano i critici. Oppure possono semplicemente usare la loro posizione per far dissipare l'intero problema. Esempio lo psichiatra Dr. Casey, presidente del primo comitato consultivo della FDA che si riunì nel 1991 per decidere se bisognava aggiungere un riquadro d'avvertenza al flacone Prozac sull'aumento del rischio di suicidio. Durante l'udienza, un familiare dopo l'altro si fece avanti per mostrare come Prozac aveva danneggiato i propri figli e i propri cari. Alla fine però il dottor Casey e i suoi colleghi votarono contro tale riquadro d'avvertenza per mancanza di prove. Ma quello che molti dei presenti all'udienza non sapevano era che 5 persone nel comitato di 9 membri avevano considerevoli legami finanziari con le case farmaceutiche. Casey stesso divenne presidente del consiglio consultivo della FDA che, più tardi quello stesso anno, votò in favore di un altro antidepressivo, Zoloft, diventando presto uno dei relatori di Zoloft più richiesti. Ma la corruzione sorpassa persino gli psichiatri presso la FDA. I direttori di grandi istituzioni psichiatriche vengono pagati altrettanto sontuosamente dalle case farmaceutiche, come per esempio il vice direttore di quella di New York, che un anno ha ricevuto $140.000. Persino gli enti governativi non sono immuni dal conflitto di interessi. Nel 2006 lo Stato del Texas citò in causa la casa farmaceutica Janssen per aver pagato voli ai funzionari sanitari statali in tutta la nazione per promuovere il suo psicofarmaco Risperdal, incluso reddito extra, spese viaggi e corrispettivo come relatore. Persino a livello federale, il capo di psichiatria geriatrica del National Institute of Mental Health statunitense fu condannato quello stesso anno per aver accettato, senza dichiararlo, $250.000 dalle case farmaceutiche in cambio di consulenze, nonché pagamenti in anticipo e spese viaggi.
Il risultato di queste campagne istruttive per dottori è un'esplosione nella prescrizione di psicofarmaci, non solo dai dottori, ma da molti altri. I know some practitioners start people on drugs, on the antidepressants. There's unfortunately, a nurse practitioner that does it, and she's not supposed to. It's not in her protocol. Another nurse practitioner I work with has told me that she keeps doing it. It's gotten to the point where you have nurse practitioners, physician's assistants. There are times when that child doesn't even see a doctor. And we're seeing these prescriptions written for, and at best, the doctor may sign off on the bottom of that prescription. Operatori sanitari in tutto il mondo elargiscono psicofarmaci con altrettanta tranquillità, perché sono stati rassicurati che sono inoffensivi e necessari dagli esperti del settore, gli psichiatri. The psychiatric community is completely responsible for the widespread use of psychotropic drugs. They're the ones writing the scripts to the large extent, and they're the ones that are proclaiming their supposed beneficial effects, and I think they're sketchy, the evidence isn't good, and the side effects are horrible. The psychiatrists are the facilitator of the diseases, and therefore the prescriptions. Oggi persino le organizzazioni psichiatriche ufficiali non contestano che il sodalizio tra la psichiatria e le case farmaceutiche nella promozione degli psicofarmaci ai dottori sia considerevole e quasi ineluttabile. Ma fin dall'inizio, questo sodalizio si rese conto che la promozione ai dottori non bastava. Come potevano raggiungere il loro bersaglio demografico, il consumatore, ed indurlo negli studi medici dei dottori ad esigere questi psicofarmaci? Nella metà degli anni 70, Henry Garsden, direttore della Merck, una delle più grandi case farmaceutiche del mondo, informò la rivista Fortune che voleva che la sua ditta diventasse come il fabbricante di gomma da masticare Wrigley e quindi poter vendere a tutti, persino a chi è sano. Il sogno di Garsden si è avverato? È il marketing ora al timone di una delle più redditizie industrie sulla Terra? Gli psicofarmaci stanno davvero venendo pubblicizzati come lo è la gomma da masticare? Gli psicofarmaci vengono pubblicizzati su due fronti. Il primo è quello delle campagne di vendita dirette ai dottori, psichiatri e altri operatori sanitari che prescrivono. E il secondo è quello di promuovere gli psicofarmaci ai consumatori stessi, voi. Fino a poco tempo fa, però, si vedeva di rado pubblicità di psicofarmaci in televisione perché per legge erano tenuti ad elencare tutti gli effetti collaterali, una lista fin troppo lunga per uno spot televisivo di 30 o 60 secondi. Ma nel 97 i lobbisti pharma esercitarono pressione sul Congresso statunitense di mitigare la regola, consentendo loro di menzionare solo qualche effetto collaterale. Con questo semplice cambiamento, promuovere gli psicofarmaci alla TV americana tutto d'un tratto divenne possibile. E questo aprì le chiuse di un torrente di pubblicità che si impennò da $595 milioni all'anno nel 1996 ai $4,7 miliardi al giorno d'oggi, un aumento di quasi il 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. E ingenti somme di denaro inculcano ben bene quel messaggio. Lo spettatore medio americano ogni anno ora vede la bellezza di 16 ore di pubblicità su psicofarmaci. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers
Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Per vedere quanto efficace fosse questa strategia di marketing del chiedi al tuo dottore, uno studio patrocinato dal National Institute of Mental Health nel 2005 inviò degli attori professionisti da dottori e psichiatri con la scusa di essere depressi, richiedendo un antidepressivo ben preciso. Il 50% di loro ricevette una prescrizione per lo psicofarmaco che richiesero, e anche se l'attore non l'aveva chiesto per niente, un terzo delle volte riceveva una prescrizione. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Ma far venire il paziente a richiedere psicofarmaci per malattie inesistenti ha tolto l'autorità dalle mani dei dottori. E questo grazie alle campagne di marketing sugli psicofarmaci che riempiono le tasche delle emittenti. La pubblicità televisiva sugli psicofarmaci, per esempio, assorbe il 55% del budget di pubblicità diretta al consumatore delle case farmaceutiche. E stime mostrano che se tale pubblicità televisiva venisse bandita, le vendite dietro prescrizione nei soli Stati Uniti crollerebbero di 10 miliardi di dollari. Anche le riviste e altra pubblicità stampata dipendono dalle case farmaceutiche per i loro fondi pubblicitari, più di 1,8 miliardi di dollari all'anno. Ma è qualcosa di positivo? Questi colossali introiti pubblicitari truccano ciò che vediamo nei mass media. You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat, and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Questa partnership fra l'industria farmaceutica e mass media si estende anche agli annunci di pubblica utilità che promuovono le malattie psichiatriche. Americans living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. Gli psichiatri appaiono in primo piano a promuovere gli psicofarmaci in spezzoni che sembrano notiziari, ma che in effetti sono spot pubblicitari prodotti dalle ditte farmaceutiche. Nei notiziari gli esperti interpellati sono relatori autorizzati delle case farmaceutiche e tali psichiatri di rado dichiarano i propri legami finanziari. Di conseguenza, il settore della salute mentale dei mass media raramente devia dalla politica psichiatrica. Gli psicofarmaci vengono menzionati nei film e dalla televisione, come il Prozac nella serie televisiva I Soprano e Zoloft, mostrato nel film Il Sesto Senso. Questo battage pubblicitario non si limita ai veicoli di diffusione audiovisiva. Anche le pubblicazioni abbondano di propaganda farmaceutica fatta passare per notizie e fatti. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a women's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. E il messaggio degli psicofarmaci si è persino infiltrato nella pubblica emittente radio patrocinata dai contribuenti. Per esempio, lo psichiatra Frederick Goodwin per anni ha presentato un talk show dove ha difeso l'uso degli psicofarmaci.
Come sentiremo oggi, il dottor Goodwin rassicurava i suoi ascoltatori. I trattamenti moderni, specialmente gli stabilizzatori dell'umore, si sono dimostrati innocui ed efficaci nei bambini bipolari. Quello che non dichiarò era che sarebbe stato pagato $2.500 dalla casa farmaceutica GlaxoSmithKline per tenere una conferenza quella stessa sera per promuoverne lo stabilizzatore dell'umore, la Migdal. E non è finita qui. La settimana in cui il dottor Goodwin diceva agli ascoltatori che non c'è prova scientifica attendibile che colleghi gli antidepressivi alla violenza o al suicidio, si intascò $20.000 dalla Glaxo, che aveva già ammesso di aver taciuto studi secondo i quali il suo antidepressivo Paxil accresceva il rischio di suicidio. Ulteriori indagini rivelarono che Goodwin aveva mancato di dichiarare più di $1,3 milioni in pagamenti da ditte farmaceutiche. È possibile che tali conflitti di interessi possano impedire ai mezzi di comunicazione di massa di svelare la verità nuda e cruda sugli psicofarmaci? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Questa storia ha protetto gli psichiatri e i loro psicofarmaci per decenni. Per capire come mai la si sente così spesso, non bisogna che dare un'occhiata al bilancio. Come parte di grandi colossi corporativi, le ditte dei mass media di questi giorni si occupano di far soldi. E per i loro dirigenti, tenere alti i prezzi azionistici fa parte delle mansioni professionali. E quando gli stanziamenti pubblicitari farmaceutici sono il tuo sostentamento, le probabilità che tu ti metta ad agitare le acque sono poche. E con le fonti tradizionali implicate a tal punto ci si potrebbe chiedere se i dati offerti sugli psicofarmaci siano veramente tutta la verità. E che dire dell'internet? Beh, gli psichiatri e le case farmaceutiche stanno già promuovendo gli psicofarmaci anche nel cyberspazio, con pochissime restrizioni. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. Tramite ogni punto di diffusione che possono influenzare, gli psichiatri e le case farmaceutiche si alleano per trasmettere questo incessante messaggio. Sei malato, abbiamo la soluzione e chiedi al tuo dottore. Le donne sono un bersaglio particolare di queste campagne, sia tramite riviste che talk show diurni. Sembra che funzioni perché quasi 2/3 di tutti gli psicofarmaci vengono assunti da donne. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Ma nonostante il loro successo, agli psichiatri e alle case farmaceutiche per cui lavorano non bastano le campagne di mass media. Così la loro strategia successiva è come convincere un numero persino maggiore di persone ad assumere psicofarmaci rimanendo pur sempre un'influenza nascosta.